L'inchiesta Palude, la Procura di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio per Luigi Brugnaro e tutti i 34 indagati. L'avvocato difensore del sindaco commenta: siamo esterrefatti, ora finalmente ci difendiamo. Ubriaco e molesto, con bottiglia in mano, viene fermato e portato via dagli agenti della polizia locale durante una nostra diretta TV. L'uomo originario dell'Est Europa. Un container si rovescia da un tir dopo una curva nella mattinata di oggi lungo via Fratelli Bandiera a Marghera. Traffico in tilt, nessun ferito, solo piccole lesioni al conducente. 300 vogatori al corteo acqueo di Venezia tornano a chiedere la liberazione di Alberto Trentini, cooperante del Lido di Venezia da novembre detenuto in Venezuela. È grave lo studente di 17 anni di Portogruaro che questa mattina in sala al suo scooter mentre stava andando a scuola si è scontrato con un'auto al vaglio dei carabinieri. La dinamica dell'incidente. Oltre 1.100.000 spettatori sulle reti media nord-est per la durata nazionale degli Alpini di Biella. Le nostre emittenti si confermano leader negli ascolti e punto di riferimento per il pubblico. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Passiamo al telegiornale Le Notizie. La notizia di primo piano è che la Procura di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio per i 34 indagati nell'ambito dell'inchiesta Palude, compreso il sindaco di Venezia Brugnaro. Il suo legale dice: siamo esterrefatti, ancora una volta prendiamo le notizie dalla stampa. Sentiamo. La Procura di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio per i 34 indagati nell'inchiesta Palude, quindi anche per il sindaco Brugnaro, il direttore generale Ceron, il vice capo di gabinetto Donadini, il magnate cinese Wong, l'imprenditore Vanin e l'ex assessore Boraso agli arresti domiciliari. Una notizia che, denuncia il legale del primo cittadino, ancora una volta si apprende dalla stampa e che lascia il sindaco senza parole. Letteralmente esterrefatto. Per l'ennesima volta devo apprendere dai giornali la notizia che i pubblici ministeri hanno compiuto un atto, anziché apprenderlo da una notifica come prevede la legge. Il secondo commento è che sono veramente esterrefatto nell'apprendere che viene chiesto il rinvio a giudizio di un sindaco, del capo di gabinetto del sindaco e del vice capo di gabinetto del sindaco sulla base di un materiale probatorio inesistente, al netto delle dichiarazioni di un solo signore, il signor Claudio Vanin, contraddittorie e già smentite durante le indagini. Le accuse restano quelle di concorso in corruzione nel tentativo di vendere l'area dei Pili all'imprenditore cinese, nonché l'acquisto a prezzo ribassato di Palazzo Poerio. La difesa ora avrà la possibilità di far valere le proprie ragioni. Potremo finalmente parlare davanti a un giudice, cioè a un magistrato il cui fine è l'accertamento della verità, non quello invece della costruzione di teoremi accusatori che non trovano nessun riscontro all'interno del processo. E quando non trovano riscontro all'interno del processo, non vorrei che trovassero riscontro al di fuori dal processo e al di fuori delle finalità del processo penale. Ci difenderemo, come abbiamo sempre fatto, fiduciosi che il giudice riconoscerà l'innocenza di tutti e tre. Poi ci sono gli imprenditori e dirigenti pubblici accusati di aver finanziato con tangenti Renato Boraso per ottenerne favori di varia natura, accuse alle quali i principali indagati si sono sempre dichiarati estranei, tranne le ammissioni di Boraso per alcune delle tangenti ricevute. Il 16 maggio è attesa l'udienza per i patteggiamenti concordati tra accuse e difese per i 12 capi di corruzione per quanto riguarda l'ex assessore Boraso e gli imprenditori Ormenese e Brichese. Se deciderà nel merito dei patteggiamenti diventerà incompatibile a giudicare sulle altre richieste di rinvio a giudizio. Immediate le reazioni politiche delle opposizioni. Da anni, dichiara la segretaria del PD veneziano Sambo, denunciamo in Consiglio Comunale il conflitto di interesse del sindaco. Oggi è ancora più urgente un gesto chiaro di responsabilità. Le forze politiche che l'hanno sostenuto, continua, devono smarcarsi da questo sistema. Adesso noi ovviamente speriamo in una presa d'atto del primo cittadino che, al di là di quello che può essere il percorso giudiziario, non soltanto la forma ma l'apparenza e l'immagine stessa che porta avanti della città deve essere scevra da qualsiasi sospetto.
Siamo alla cronaca, incidente lungo via Fratelli Bandiera a Marghera questa mattina intorno alle 11 quando un autoarticolato ha perso il controllo dopo una curva del container che trasportava e si è rovesciato lungo la strada. Forti le ripercussioni sul traffico, l'incidente perché il container era stato appoggiato e non bloccato adeguatamente sul posto. Gli agenti della locale per isolare l'area interessata e mettere in sicurezza gli automobilisti in transito nella careggiata che da Mestre porta verso Marghera. Lesioni solo lievi per il camionista, non ci sono stati altri feriti, un intervento durato poco più di un paio d'ore. Un fermo in diretta TV a Venezia durante la nostra diretta, mentre con Monica Poli si parlava dei borseggi in città. Vediamo. Ecco il fermo della polizia locale di uno sbandato dell'Est Europa, completamente ubriaco, ripreso in diretta dalle nostre telecamere. Per decenza non mostriamo la scena in cui urina davanti ad uno dei lampioni della luce in pieno giorno, accanto a noi e alle tante persone presenti in quel momento. Venezia, stazione dei treni. Sono da poco trascorse le 12 quando, durante il nostro collegamento di pranzo, sempre in diretta, il disturbatore, 35 anni dall'ex Repubblica Ceca, ci si avvicina con piglio deciso. Armato, diciamo così, di bottiglia di vetro di vino rosso da cui continua a bere, ci insulta in inglese e ci mostra pure il dito medio alzato in segno di spregio. Cerchiamo di fermarlo, purtroppo senza successo. Grazie e la linea torna allo studio, grazie. Ubriaco, è la terza bottiglia di vino che beve da inizio giornata e sembra pure con tracce di sostanze stupefacenti nel sangue, si scoprirà in seguito. Fermato e circondato da ben 3 agenti e 2 guardie giurate, verrà portato con la lancia dalla polizia locale alla Smart Control Room per ubriachezza molesta e sanzionato con un'infrazione amministrativa per aver urinato in pubblico. Poco prima Monica Poli, Comitato Cittadini Non Distratti, denunciava l'ennesimo episodio di criminalità in città con il borseggio sventato da un gruppo di commercianti con le 3 giovani borseggiatrici accerchiate da cittadini e turisti e riprese in lacrime. Domenica invece a San Tomà depredata pure una suora. È stata borseggiata addirittura una suora. Ormai la città da un paio di giorni è presa sotto assedio, da minori, da bande, uomini, donne c'è di tutto. Addirittura queste vanno nei negozi e rubano. Abbiamo un negozio vicino al bacino Orseolo dove entrano, si prendono le shopper bag, si mettono dentro tutti i vestiti e scappano. Qui si stanno violando tutti i diritti costituzionali per la sicurezza, qui i giudici devono mettere mano. Ancora la cronaca, è gravissimo lo studente di 17 anni di Portogruaro dopo l'incidente avuto mentre era in sella al suo scooter e si era scontrato con un'auto all'incrocio tra via Galilei e via Michelon a Portogruaro a ridosso dell'ITIS, la scuola superiore che frequenta. Il sinistro questa mattina intorno alle 8 quando il 17enne si stava proprio recando a scuola al vaglio dei Carabinieri, la dinamica del sinistro. E sono circa 300 i vogatori che hanno partecipato al corteo acqueo per chiedere la liberazione di Alberto Trentini. Una cinquantina di imbarcazioni presenti, circa 300 vogatori e remi, tutte le società remiere veneziane ben rappresentate. È stata una partecipazione commovente, ha commentato Luca Tiozzo, portavoce degli amici di Alberto Trentini. La richiesta pacifica, ma determinata e ferma, di poter al più presto riabbracciare l'amico e il cooperante italiano originario del Lido di Venezia, che si trova in carcere senza motivo, ingiustamente arrestato in Venezuela, dove era arrivato per portare aiuti ai disabili, che altrimenti non si possono permettere le cure sanitarie perché troppo costose, è arrivata forte e chiara. Dal Ponte della Costituzione, fondamenta di Santa Chiara, il corteo di barche ha attraversato il Canal Grande a Venezia fino davanti alla Basilica della Salute, con alzaremi, delle remiere e lettura di alcune testimonianze. Erano presenti alla Salute anche la mamma di Alberto, Armanda Corusso, con l'attrice Ottavia Piccolo. Alberto deve tornare a casa, sono 177 giorni che la famiglia non ha notizie, che forse Alberto non sa nemmeno perché è stato imprigionato e come ha detto Don Ciotti forse l'hanno imprigionato perché
perché è uno che si occupa degli ultimi, dei poveri, di chi ha bisogno. Il ringraziamento della zia di Alberto a nome della famiglia per la partecipazione di questi mesi alla mobilitazione così corale. Dobbiamo essere in tanti a chiedere di fare presto, ripeto, di fare presto per liberare Alberto e farlo tornare a casa. Il corteo acqua è stato organizzato dal gruppo delle amiche e degli amici di Alberto ed è stato sostenuto molto dal Comune, in particolare dal delegato alla lavoro Giovanni Giusto e dall'associazione Articolo 21, con tutte le premiere cittadine, sempre al fianco di questa iniziativa. Stiamo difendendo un principio, che nessuno scompaia nell'indifferenza. Riportiamo Alberto a casa. Dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Ferrara, dove è ricoverato il 19enne che sabato scorso ha aggredito l'ex fidanzata a Milano, è riuscito a parlare telefonicamente con Gino Cecchettin, scusandosi per i suoi vecchi post sui social in cui definiva Turetta come un esempio da seguire. Intanto lunedì il 19enne dovrebbe essere dimesso dall'ospedale e a quel punto si vedrà di notificare la misura restrittiva del braccialetto elettronico e potrà decidere di rifiutare, ma in quel caso il tribunale inasprirà il provvedimento. Anche al Lido sono diversi gli alloggi pubblici vuoti di proprietà di istituzioni pubbliche che da anni attendono ancora di essere assegnati. 49 case sfitte a Atera Città Giardino, l'hanno intitolata così la passeggiata che ha coinvolto il quartiere di Città Giardino al Lido di Venezia, con partenza da Piazza Traù a fianco della chiesa di Sant'Antonio, un titolo che prende spunto dal bellissimo libro di Maria Antonia Rigoni, che racconta proprio la storia di quelle case. Un problema, gli alloggi vuoti, di cui si parla da anni, riportato alla luce anche da un'interrogazione in Regione Veneto della consigliera Elena Ostanel. Erano presenti alla passeggiata solo il consigliere comunale Gasparinetti e quelli della minoranza di centrosinistra della municipalità del Lido e Pelestrina. Per denunciare la situazione delle case Ater, che è una città giardino, un posto meraviglioso che non lasciate abbandonate a se stessi, con la solita scusa non esischei. Però noi sappiamo quanti soldi spende la Regione per la pedemontana e se vogliamo parlare di alloggi comunali sappiamo come vengono spesi i soldi del bilancio comunale. Con 50 milioni in arrivo dal Qatar noi chiederemo con forza che parte di questi fondi vengano destinati alla priorità casa, che è una priorità assoluta. Obiettivo, quello di chiedere che gli alloggi sfitti vengano assegnati a chi ne avrebbe bisogno e destinare per questo importanti finanziamenti per il restauro delle case. È necessario rimettere a disposizione del pubblico, delle persone, il patrimonio delle case che abbiamo. In questo momento sono necessari dei finanziamenti forti da parte del Comune, da parte della Regione, che poi riesca a trovare anche su fondi europei o nazionali, ma c'è bisogno di un piano casa per riattivare e rendere davvero effettivo il diritto all'abitazione. Molte persone sono costrette ad andarsene, anche le giovani coppie eccetera, e anche in quest'isola è aumentato notevolmente le locazioni a uso turistico. Vorrei solo fare presente che nel 1997 gli abitanti al Lido erano 18.841, a fine 2023 15.786, quindi abbiamo un calo demografico di più di 3.000 persone. Oltre 1.100.000 telespettatori sulle reti Media Nord-Est per l'adunata nazionale degli Alpini di Biella. Io volevo partire con questa bella immagine che sono i gruppi di rievocazione e sono i gruppi di rievocazione della Grande Guerra, vedete poi i vestiti per cui si stanno già preparando. Però dal mattino presto con i primi alpini in movimento fino al passaggio della Stecca e all'arrivederci a Genova 2026. Anche quest'anno le reti Media Nord-Est fanno segnare ascolti record per l'adunata nazionale degli Alpini che si è svolta a Biella, dimostrando che anche quando gli eventi legati alle penne nere si svolgono fuori dal Veneto, sono le reti Media Nord-Est, Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, quelle considerate di riferimento dal pubblico. Oltre 1.100.000 spettatori hanno assistito al lungo sfilamento dei gruppi alpini per le strade della città piemontese. Dati, quelli certificati dall'Auditel, che registrano una leadership assoluta del gruppo Media Nord-Est rispetto alle emittenti concorrenti, come si nota anche dal nostro grafico elaborato sull'ascolto medio Auditel nella giornata di domenica,
unica e che dimostra il solido legame tra Media Nord-Est, le penne nere e i telespettatori costruito negli anni. Fanfara Montegrappa, cosa volete che suoni? Non può che suonare la canzone simbolo della sua storia. Telespettatori che hanno premiato lo sforzo di giornalisti e tecnici fin dalla sera prima, quando Media Nord-Est ha raccontato la vigilia della grande adunata con i cori alpini e l'allegria che già si diffondeva in città in vista della adunata nazionale dell'indomani. In 100.000 a sfilare da tutta Italia e il Veneto, per numero di presenze, è stato tra i protagonisti assoluti. Da casa tutto l'affetto del pubblico delle grandi occasioni, con oltre 1.100.000 spettatori, che Media Nord-Est ricambierà il 15 giugno mandando in onda sulle proprie reti l'adunata triveneta in programma nella Marca trevigiana, Conegliano, città alpina per eccellenza, che festeggia il centenario di fondazione della sua storica sezione. Quando il terzo raggruppamento si ritroverà a Conegliano. Siamo allo sport, l'Umana Reyer femminile riporta la serie di finale scudetto in parità. Grande determinazione e intelligenza tattica, l'Umana Reyer vince gara 4 della finale scudetto contro il Famila Schio 73-67. In un tagliercio gremito e vibrante, una vittoria fondamentale contro le campionesse d'Italia che rimanda al verdetto a gara 5. Le ragazze di Mazzon si preparano per l'ultimo atto in trasferta, in palio c'è il tricolore. Una delle più grandi, soddisfazioni che un atleta può avere, arrivi alla fine, sai che dal 23 di agosto sai che l'ultima giornata è il 13 maggio, perché lo sai nel tabellone quando lo scrivi dentro il nostro spogliatoio, e arrivare a sapere di giocarsi all'ultima giornata è veramente una sensazione di grande orgoglio, di felicità e anche di consapevolezza che sia stato fatto un grandissimo lavoro. Vittoria anche per i ragazzi di Spacchia che chiudono la regular season con una nota positiva, battendo Varese 83-64 al Taliercio. Dopo un primo tempo equilibrato, i lagunari hanno preso il controllo del match nella ripresa grazie a una prestazione dominante a rimbalzo e a un contributo significativo dalla panchina. Season finish, dunque complimenti a nostra squadra per questa vittoria. Questo Varese è una squadra molto difficile per difendere, giocano tanto uno contro uno, tanti tiri da tre, però altra volta abbiamo riuscito a difendere, soprattutto nel secondo tempo, e al finale 64 punti che abbiamo ricevuto. Questo è un modo come noi dobbiamo giocare: energia, difesa, voglia per vincere, voglia per limpiare e andare a playoff. Con una vittoria significa tanto. Con questo vi ringrazio per l'attenzione a tutti, l'augurio di una buona serata, arrivederci.